La genialità di Giannino Marzotto si evince anche da questo accessorio che lui portava durante le sue 1000 miglia, un rifornimento rapido di benzina. La benzina veniva inserita nella parte più grande, mentre l'aria compressa veniva caricata nella bombola sopra, che essendo collegata tramite questo tubo al serbatoio della benzina, spingeva poi la benzina ad alta pressione fuori da questi raccordi, permettendo di riempire un serbatoio di circa 80-100 litri in non più di un minuto e mezzo. Normalmente una 1000 miglia constava di circa 4, 5, 6 rifornimenti a seconda della cilindrata delle autovetture. Venivano effettuati dai 2 ai 3 ai 4 minuti perché veniva versata la benzina per caduta sui serbatoi. Con questo sistema ad aria compressa Giannino riusciva a recuperare dai 2 ai 3 minuti ogni rifornimento e nel conteggio totale della gara era un importantissimo vantaggio che riusciva ad avere sugli avversari.